Il multisala di Conegliano è rinato per la seconda volta nel giro di un anno. Quali sono le prospettive per questo nuovo inizio? Siamo ottimisti anche perché abbiamo un esempio dell'imminente passato, che quando abbiamo aperto in dicembre il risultato è stato ottimale, pertanto pensiamo che il pubblico di Conegliano risponderà nello stesso modo, anche perché dai messaggi che ci arrivano via social tutto lascia pensare che effettivamente le prospettive sono buone. Il Covid ha cambiato il mondo. Quali sono i desideri, le speranze degli esercenti cinematografici in questa nuova situazione? Che tutto ritorni come prima, ovviamente. C'è chi fra di noi ha un po' paura per le abitudini che il Covid ha dato al pubblico nell'utilizzare i contenuti in un modo diverso, ossia non fruibili al cinema, bensì utilizzandoli in streaming. Io sono convinto che lo streaming è complementare, non è un concorrente, e il fatto prova che molti nostri clienti sono anche abbonati ad esempio a Netflix, a Sky e via dicendo. Non ci fa paura questo, perché comunque la visione del film in un cinema, è inutile dirlo, è scontato che è sicuramente migliore anche solo dal punto di vista sociale. Avete adottato qualche norma, protocollo particolare per questa situazione? Particolare no, abbiamo istruito i dipendenti e utilizzato un protocollo scritto che appunto devono attenersi scrupolosamente nel seguirlo. Per quanto riguarda invece i clienti abbiamo dato poche informazioni importanti, non abbiamo tappezzato il cinema di segnali o cose del genere, perché ormai il pubblico già è consapevole di tutta questa situazione. Nei punti cardine abbiamo messo dei cartelli e ovviamente gel dappertutto, affinché chiunque si senta un attimo in difficoltà comunque trova qualsiasi posto per disinfettarsi le mani, ad esempio. Abbiamo abbandonato l'intervallo per il momento perché creava assembramento, e quindi per evitare che le persone si incrocino. Mentre per quanto riguarda la gestione del pubblico, già da prima era istruito il pubblico nell'entrare in una sala da una porta ed uscire dalle porte di sicurezza, pertanto non abbiamo dovuto far fatica a appunto abituarlo a nuove regole.